Allora, i mestieri. No, i mestieri c'erano c'erano due amici che si incontrano. Che non è un bummolaro quello delle immersioni subacquee, no? Perché noi abbiamo qui la scuola di immersioni Waterland Diving School, Nothing of less. Nothing, che vuol dire? Rendere meno. L'inglese loro hanno a che parla o non lo parla. Hanno a che fare con le bombole, sì, ma non per fare arrosto e mangia o per friere che spedi. Loro fanno altro con le bombole. Poi calate tutti? Ma calate in che senso? No, e loro calano, si immergono sott'acqua, calano, ma solo con le bombole? Anche in apnea? Anche in apnea. Che bello, a me mi piace, era una cosa che mi piaceva molto, però non lo posso fare per problemi di respirazione, mi hanno detto, quindi... Tu fuma. No, non è per quello, perché c'ho un problema, non faccio quale problema. Bummolaro. Però bello. No, bummolaro, c'erano due amici sui mestieri, si parlava di mestieri, sì. Due amici che si incontrano, dice, dopo 20 anni, 25, 30 anni che non si vedevano. Saro, perché uno si chiamava Saro, no? Come mai? No, così. Senti, posso chiederti il cognome, se posso? Falsaperla. Falsaperla. Immaginavo Nicolosi, Pappalardo, Rosa, Fisichella, niente, Falsaperla, sì. Falsaperla, Rosario, per gli amici Saro. La cosa bella dello catanese che si incontrano è che anche se sono a 28 cm di distanza, Saro, che uno saluta andall'aria, no? Sono vicini, però c'è la uciata, perché significa ti voglio bene. E giusto? Certe volte, questo lo dice Fiorello nei suoi spettacoli, c'è anche la pammata. La pammata. Perché tu quando incontri un amico, per manifestargli l'affetto, gli devi fare male. La è così. C'è cuzzato, quando e c'è anche spesso la parolaccia, se tu... non possiamo, ce ne sono anche di peggio, però è vero, quando due amici si incontrano gli vomita addosso tutto il suo affetto. In base a come le diciamo le cose hanno un significato diverso, no? Non è che uno ci dice per offenderlo. No, visto Saro, Pippo, come si? Andava che non ne vedremo, che 30 anni, 35 anni. Ma ne pessimo rivista, vuol dire stiamo tutti noi a Catania, pare che siamo lontani, non so quante migliaia di chilometri. Ma come che fai? Ti maratasti? Come mi maratai? C'hai 2 figli. No, io invece ero stai scherzo, io non pigliavo questo comune, io magari travaglio, ma i tuoi figli che fanno? No, i miei figli, ce n'hai 2, un mascolo e la femmina, dice un mascolo deve andare un avvocato, c'hai un avvocato famosissimo, ma no che travaglia a casa, no, a mezzo sto 4 quarumare, no, miei figli travagliano. Scusa, insieme a questi 4? Quarumare, quando il catanese vuole dire che offende liberamente chi che sono, insomma, chi da ca, no, perché quando travagliano fuori i figli già è una cosa più importante. Mio figlio travaglia a Milano. Quindi quarumare nel senso che vendono quarumi. Ecco, in questo senso. No, ora diciamo così, per quelli un po' più fini, insomma, quelli interiore. Le interiore del la quarume forse è la pelle, c'è la trippa, perché c'è centopedri, sì, c'è Anzerena, c'è vedi che alcuni giovani non lo sapevano, ti stanno guardando, cioè chi ha quarume? La trippa, diciamo, comunemente detta, per esempio è seduta lì, però puoi restare lì se vuoi. Alessandra, tu sapevi cosa fosse l'acquarume? La più pallida idea. No, perché non ti sei mai fermata di Mignagno a mangiare 2 euro di quarume? Dove? Dai! Mignagno. Dove si trova? No, lo conoscono tutti, lo conosci Mignagno lei, scusa, lei in prima fila. Certo, il professore lo conosce sicuramente. Professore, sì. Paro studente, Carosino. È un giovane professore. Professore di chi? Professore Nunzio Platania, neurochirurgo del Policlinico di Catania, come dici tu, neurochirurgo, quindi cose da pazzi, neurochirurgo. Lei lo conosce a Mignagno, che è di fronte a Santa Marta. Lei in quale ospedale è? Al Policlinico. Ma Santa Marta è presente? Di fronte c'è Mignagno che c'ha la Quarara che ha Quarumi. Si chiama Quarara forse perché si fa Quarumi, Quarara che ha Quarumi che fa molto. Allora là uno si ferma e può capire che cos'è, qual è la differenza per esempio fra Usangeli e Amatruzza, che è una cosa... vogliamo parlare oppure no? Se Catania si divide su scuole di pensiero, per esempio per Sant'Agata che è appena passata, la gente si divide in 2 categorie. Quali? Cioè tra quelli che da semenza ce l'è una scoccia e chi che non già levano. Sono 2 scuole di pensiero. Cioè alcuni se la mangiano con la buccia. Tu come la mangi la semenza? La levo la buccia. Io me la mangio invece con tutta la buccia, perché mi piace il salato, che poi darà un po' musso, occhio di iardina, così. Tarrugno musso. Ora io dico una cosa, mi rivolgo. Il professore ha detto il professore che mi pare uno liscio, il professore. Io dico, noi cerchiamo
cerchiamo, ci sforziamo di alzare un po' il livello culturale di questa trasmissione, ma non ci riusciamo perché poi sprofondiamo di nuovo. Però sono cose belle, lo facciamo apposta, cerchiamo anche di tornare un po' a se uno non ha mangiato il sanguinaccio da Mignagno, secondo me insomma non può dirsi totalmente catanese, per cui se non l'avete fatto fatelo, non è pubblicità, tanto non ci piglio niente di questa cosa, per cui fermate, faccio il sandamato, c'è Mignagno e poi un zubibbo un putia di intra che subito dopo serve. Beh signore, devo spiegare tutto quanto, però è un itinerario turistico. Esatto, bravo, questo qua. Dal momento in cui si parla di esportare il nome di Catania e della Sicilia fuori a livello turistico, questo è un itinerario turistico culturale, esatto, che il comune di Catania, la provincia di Catania, la regione siciliana dovrebbe far suo. Ma poi tu ti viene facile a te, tu pigli in faccia a tua casa, vai dritto. Sì, è vero, io abito là vicino. Al di là di questo, non c'entrava niente che a barzelletta come spesso capita. Devo dire, a un certo punto dice, ma allora dice, come siamo, perché si va? Perché il figlio, dice, ma tuo figlio che fa? No, mio figlio c'è avvocato, ma no, di qua a Roma, che sono 4 mare, no, mio figlio a Milano, perché più lontano è che mio figlio a Milano, principe del foro di Milano, mio figlio avvocato conosciuto, usano sempre tutto, lo conoscono, è un caruso stimato, ha fatto già cause importanti, cose, mi sono una bella squadra di avvocati, studio legale famoso, mi fa piacere, bravo, e tua figlia? No, mia figlia, niente, ce la stiamo perdendo. Dicevo, mio figlio, sai, a Milano è rispettato, ci ha conosciuto magari a Berlusconi. Ma non è che è uno che è stato a mangiare a casa di Berlusconi. Ma l'ha conosciuto prima o dopo il lifting? No, l'ha conosciuto prima perché ora è irriconoscibile. Come fa a conoscerlo? Se non dice, no, mio figlio ci ha mangiato a casa, Berlusconi, no, ci ha mangiato a casa, ci ha mangiato a sua casa. Ci ha mangiato a sua casa. Anche perché a casa di Berlusconi ci sarebbe da mangiare, insomma. La voglia. Per cui sai, no, mio figlio è uno molto stimato, a Milano, tu scendi a Milano, ci dici, conosci tuo figlio Tesaro? Tutto conosci, una coppa, tutto. Sì, dice, ho capito. Dice, ma tua figlia? No, c'è mia figlia, sì, buono. Mio figlio invece, dice, mio figlio a Milano, guarda, credimi, io arrivo a Milano, mi sento il padrone di Milano, dice, perché mio figlio è talmente tanto famoso, sento, lo capisci? Ma tua figlia che fa? Tu sei un amico, a te tu posso dire, vai. Insomma ci parranno che la verità, mia figlia fa il mestiere più antico del mondo. E che mi stai dicendo? Che vuoi? Sempre mie figlie, che fai? Ammazzo perché fa la prostituta? Ammazzo, non è una figlia, non l'ho fatta io, non ci scorre il mio sangue nelle vene, che fa? Ammazzo, fa la prostituta, pazienza, chi sei? E va bene, avanti, non ti pigliare collo, che cosa che ammattano? Che ci vuoi fare? Scusa, ma dico, a meno affare, ne fa, affare, o sabato c'è a dare una mano d'aiuto a mia moglie. Giuseppe Castiglia, a proposito di mestieri, vabbè dai, però ha ragione questo signore, insomma, sempre un padre, sempre una figlia, insomma, non la si può abbandonare. Così.